Buongiorno a tutti. Anch'io faccio i complimenti al dottor Leoni per il rinnovo della carica e mi congratulo ovviamente e faccio i complimenti a tutto il Consiglio. E adesso io vorrei dirvi due cose sulla nostra azienda, insomma, quello che stiamo facendo riguardo alle case di comunità. Devo dire che le case, molto è stato già detto, quindi dirò solo poche cose, ma le case di comunità nella regione del Veneto, e anche parlo per la mia azienda che conosco meglio, sono sicuramente, non dico al 100% già raggiunte, ma insomma siamo molto vicini perché tutte le sedi distrettuali, in sostanza, o molte delle sedi distrettuali, hanno già i parametri richiesti dalla missione 6 per diventarlo. Qualcuno ovviamente, la cosa che forse manca, e non in tutte, è grazie, è la parte delle 24 ore, dell'assistenza garantita 24 ore. Anche se nella nostra azienda, francamente, ne abbiamo già una nel distretto dove io sono responsabile. Nel Lido di Venezia abbiamo una sede distrettuale dove l'H24 è già presente perché abbiamo un punto di primo intervento con un'assistenza medica e di emergenza e anche un'assistenza infermieristica H24. Oltre alla presenza già in essere della continuità assistenziale. Quindi il salto è veramente molto, molto vicino. Ok, salto la prima diapositiva. In questa diapositiva mostra la distribuzione della popolazione per i vari distretti della nostra azienda. E vediamo come è già stato detto, insomma non c'è niente da aggiungere, come la popolazione è francamente in diminuzione negli anni. In questa seconda diapositiva abbiamo un grafico dove rispecchia la percentuale di maschi e femmine, ma l'altra invece è l'indice di vecchiaia, ribadisce quello che è già stato detto in sostanza, non c'è niente di nuovo da dire, l'anziano è sempre più presente rispetto alle persone giovani. La popolazione over 65, la parte da leone in questa, sempre riguardo l'azienda 3, l'azienda ULS 3, la fa il distretto del centro storico e dell'estuario, delle isole dell'estuario veneziano. E in seconda battuta mi pare ci sia il distretto di Chioggia, poi la terraferma veneziana e in ultima il milanese che invece è il più giovane, è il più giovane di età. Vediamo del Brenta. Sì, certo. Ora, case di comunità, ecco. Allora, le case di comunità, la missione 6, la componente 1, inquadra le case di comunità, non solo, ci sono anche le strutture intermedie e la telemedicina, tutte cose già dette. Nella missione 2 invece l'innovazione, la tecnologia, l'informatizzazione, eccetera. Per quanto riguarda la casa della comunità, nata nel decreto ministeriale 77 del 2022, ci sono dei paletti, diciamo, ci sono dei paletti per essere case di comunità. Queste cose, cioè la diagnostica, il punto prelievi, l'assistenza di base, tutte queste cose vi sono già state dette. Quello che magari abbiamo un pochino forse tralasciato è la presenza, e questo forse fa anche un po' la differenza, la presenza che dovrà esserci del terzo settore. Il terzo settore dovrà esserci
dovrà esserci e dovremo cercare di collaborare al massimo con loro, perché l'associazionismo, per dire, l'associazionismo per la raccolta degli emoderivati, l'associazionismo per i trasporti secondari, l'associazionismo per seguire i pazienti con patologie o post-patologie di cuore, eccetera, è una risorsa. L'associazionismo per gli anziani, è veramente è una risorsa perché essendo appunto carenti di questo in termini di sanitaria, noi possiamo giovarci di tutte queste realtà e anche confrontarci, e il confronto può avvenire tranquillamente all'interno delle case di comunità. E questo è un punto. Il secondo punto, questo vi è stato già accennato, che distingue anche la casa di comunità, oltre le 24 ore, eccetera, ma è anche la presenza di un punto unico di accesso. Questo punto unico di accesso servirà all'utente o al caregiver dell'interessato per fare una richiesta o anche per una semplice informazione, però quello che cambia è che il bisogno della persona dovrà essere preso in carico completamente dal punto unico di ascolto. Ovviamente ci vorrà tempo per strutturare bene la cosa, ma non è che il cittadino o chi ha bisogno deve essere rimandato da una parte o fatto balzare da una parte all'altra perché mi serve una carta che deve farmi il medico di medicina generale, mi serve un'altra carta che mi deve fare il comune. All'interno del punto unico di accesso ci saranno varie figure professionali che andranno dall'amministrativo, perché no, all'infermiere, anche alla presenza medica, ma anche all'assistente sociale. E qui ecco che entra il comune, un ente comunale che disporrà di un assistente sociale presso le nostre case di comunità. E questo è la presa in carico nel globale del bisogno è molto molto importante, però ripeto, non è che domani ci sarà il punto unico di accesso quando apriremo case di comunità e sarà tutto perfetto. Dovremo ovviamente imparare, è nuova questa cosa e quindi dovremo imparare e speriamo di imparare, noi faremo il possibile per imparare molto velocemente. Questa diapositiva mostra le case di comunità che avrà l'azienda ULS 3, 7 finanziate dal PNRR, mentre 5 sono finanziate in parte dall'azienda, in parte dalla nostra regione. Beh, insomma, vedete voi, insomma, non mi dilungo. Queste case, questa figura, queste foto dimostrano le prime 3 case di comunità sono in costruzione, Mestre Marghera Mira, mentre Favaro, Noale e Lido sono già complete. Il Lido ha qualche cosa ancora da ristrutturare, insomma, sono in ristrutturazione, ma a breve saranno già operative. E queste sono le case invece della comunità di prossima realizzazione, proprio completa. Ecco. Io mi fermo, avrei finito, se c'è qualcosa, mi pare che sia già stato detto tutto, quindi non voglio andare oltre.